in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come ogni mercoledì con lo sportello pensionati. Oggi abbiamo tra gli ospiti una new entry, lo conosciamo subito, si chiama Fabrizio Bernardis. Buonasera. E fa parte della segreteria dell'FNP dell'Udinese della Bassa Friulana. Poi oggi ritroviamo invece un'amica della nostra trasmissione, un volto noto, Flavia Blasic, anche lei componente della segreteria dell'FNP Udinese della Bassa Friulana. Bene. Grazie per essere qui. Facciamo, magari lasciamo un attimo che si abitui alla telecamera. Sì. Facciamo rompere il ghiaccio oggi a Flavia Blasic, anche perché mi deve raccontare quella che è la situazione, e mi deve spiegare quella che è la situazione all'interno degli uffici della CISL per quanto riguarda i servizi che vengono erogati dalla CISL, soprattutto perché adesso ci saranno un po' di difficoltà, un po' di rallentamenti per richiedere l'ISEE, in quanto che cosa sta succedendo, Flavia? Diciamo che più che all'interno dell'FNP ci sono dei problemi per il patronato, perché proprio oggi ci hanno detto che sono assenti 20 persone e quindi diciamo i patronati rimangono sguarniti e la gente naturalmente si ammassa davanti agli sportelli perché ovviamente hanno premura di fare l'ISEE per poi fare la domanda dell'assegno unico. E purtroppo, mancando 20 persone, ci ha detto la presidente lì dell'INAS, c'è difficoltà di sostituzione ed è successo che con il rientro dei bambini a scuola, diciamo, le mamme sono state coinvolte sia in situazioni di contagio sia che in situazioni di quarantena, perché naturalmente i bambini avevano in classe dei bambini infetti eccetera, e non solo, ma ci sono anche ammalati all'interno appunto dell'organizzazione del patronato, e quindi siamo in un momento così di emergenza, panico. No? Esatto, e diciamo che noi come pensionati agli sportelli cerchiamo di dare una mano, di sostituire per quanto possibile il personale assente. Ecco Flavia, questo l'abbiamo detto in apertura di trasmissione proprio per chiedere un po' di pazienza alle persone, no? Che continuano magari a cercare di mettersi in contatto, di avere indicazioni direttamente sul posto. Abbiate un attimo di pazienza perché in questo momento anche gli uffici appunto del patronato sono in difficoltà per carenza di personale. No? Assolutamente. Comunque sempre a disposizione, gli sportelli eventualmente sono sempre a disposizione perché c'è l'FNP che cerca di sopperire, no, a questa mancanza di personale adesso. E adesso tra l'altro vi può spiegare anche meglio Fabrizio, perché lui si occupa tra l'altro a uno sportello a Mortegliano precisamente, dove appunto dà una mano al patronato, e adesso vi può spiegare anche lui meglio qual è la situazione riguardo appunto al rilascio dell'ISEE per poi procedere alla richiesta dell'assegno unico. Ecco, quindi conosciamo Fabrizio. Fabrizio, da quanti anni in sindacato? Allora, io praticamente ho aderito all'FNP pensionati della CISL da 3 anni e da lì purtroppo, siccome mi sono occupato di karting tutta la vita e lo facevo anche piuttosto bene secondo me, mi hanno praticamente, come dire, fagocitato. Coinvolto. No, in realtà da noi in FNP CISL funziona sempre così, nel senso che chi vuol fare del bene mette a disposizione competenze acquisite. Io ne avevo qualcuna, soprattutto in campo amministrativo, a livello di privacy,
praticamente è stato giocoforza a dare una mano, insomma, no? E di questo Certo. continuo ad occuparmi. Beh, effettivamente in FNP c'è bisogno sia di persone di buona volontà che vogliono Esattamente. dedicarsi appunto agli altri, che di persone, sempre di buona volontà, che hanno magari delle competenze specifiche. No? Assolutamente. Quindi per voi che avete già delle competenze specifiche è più facile garantire un servizio allo sportello. Esattamente. Ecco, quindi oggi l'esordio di Fabrizio è proprio sull'assegno unico. Sì, volevo E questo è il tema del momento. Sì, no? esattamente. Beh, volevo aggiungere un'ultima cosa rispetto al problema Covid. Volevo ricordare a tutti quanti gli iscritti e coloro, ai possibili potenziali utenti, che dal 1° febbraio, purtroppo, per accedere ai servizi pubblici, e noi siamo un servizio pubblico, quindi lo sportello, sia dei servizi CAF e patronato, sia lo sportello di ascolto dei pensionati, è servizio pubblico. Bisognerà munirsi di Green Pass, di base, quello che si ottiene almeno con il tampone. Purtroppo quello è una norma di sicurezza che dobbiamo tutti rispettare, anche se, come abbiamo sentito, il Covid sta falcidiando le schiere. Per fortuna noi pensionati, non so se grazie al booster del quale abbiamo beneficiato prima degli altri, ma per adesso insomma non abbiamo grandi defezioni. Sì, perché praticamente dai 60 anni in su, no? La fascia dei 60 anni Esatto. in su è quella percentualmente meno toccata, no? Certo. dalla diffusione dei contagi. Ecco, io approfitterei di questa sera, di questo appuntamento, per parlare un po' di questa novità copernicana che è l'assegno unico. E vorrei precisare prima di tutto, che sicuramente questa cosa interesserà ai nostri iscritti e ai nostri ascoltatori, che nulla cambia rispetto all'assegno familiare in godimento per il coniuge a carico. Si tratta di praticamente una normativa che riguarda una platea di beneficiari che sono i figli, essenzialmente. Per cui chi ha l'assegno per la signora a carico stia tranquillo che tutto funzionerà come prima. Ciò detto, quello che ci coinvolge dal punto di vista della CISL pensionati rispetto all'assegno è proprio questa possibilità, questa disponibilità che diamo attraverso i nostri volontari di accelerare la tempistica di redazione della domanda, o meglio, di completamento della domanda sul sito dell'INPS. E in questo modo praticamente riusciamo ad abbattere la tempistica e quindi ad accontentare in tempo utile una maggior fetta di utenti. Qualche informazione di carattere generale, in sintesi, vediamo se riesco ad essere sintetico, rispetto a questa nuova disciplina, che prevede praticamente il godimento di un beneficio economico per il solo fatto di avere dei figli da 0 a 21 anni, oppure figli che hanno più di 21 anni di età, ma che sono in condizione purtroppo di disabilità. Allora, da 0 a 18 anni, diciamo così che il beneficio raggiunge il livello massimo, e invece dai 18 ai 21 il beneficio viene un attimino, come dire, abbattuto. Dai 18 ai 21 anni, per poter avere un beneficio, i ragazzi devono essere in condizione di disoccupazione, cioè essere iscritti al centro per l'impiego, potrebbero anche avere un tirocinio formativo, ma non devono percepire un reddito per questo superiore a 8.000 euro, oppure sono a scuola. E invece ecco, per chi ha i figli, chiedo scusa, ad esempio perché hai figli all'università. Ecco. Fino a 21 anni. Solo fino a 21 anni? Solo 21 anni. Perché sì, l'università continua lo so, fino... poi potranno godere dei benefici. Dalle esattamente, facoltà, sì, ma dal punto di vista assistenziale INPS questi sono i benefici. Poi naturalmente ci saranno i benefici scolastici, le riduzioni con ISEE per l'accesso alle tasse, tutte quelle cose lì, le detrazioni per i figli a carico, che cioè rimangono per chi non gode dell'assegno unico. Non so se deve essere chiaro questo, no? Perché il meccanismo dell'assegno unico, cosa succede? Lo dico ai nonni, noi che siamo nonni, perché purtroppo diamo una mano in casa, e bene o male, insomma, ecco, quindi ci piace anche conoscere questa realtà. Per cui, cioè, praticamente l'assegno unico assorbe, diciamo così, tutti quei benefici fiscali che prima venivano riconosciuti, cioè unicizza, se mi è consentito il termine, la prestazione assistenziale previdenziale a tutela dei figli, in poche parole.
Ecco, perché però, si parlava per prima... ottenerlo c'è bisogno appunto di presentare l'ISEE. Esattamente. E anche non qui, si deve superare sì, un certo reddito per avere diritto? No, no, l'ISEE diciamo che previsto per non ci tutti? sono limiti di reddito ISEE. Sì. Cosa succede? Allora l'ISEE intanto è uno strumento che tra l'altro molti di voi conosceranno per altre ragioni, di valutazione del reddito, che è diverso dal 730. Quindi adesso l'assegno e l'ammontare dell'assegno viene correlato a quello che è il valore dell'ISEE, che è un contenitore entro il quale rientrano diverse componenti, che poi viene abbattuto in funzione di canoni, di criteri di equivalenza, che adesso sarebbe un pochino troppo tecnico spiegare. Ecco, in funzione di questo ISEE c'è un massimo e un minimo, ma non c'è un limite di ISEE. Qual è il limite? Che fino a 40.000 euro, cioè da 40.000 euro in su, io prenderò soltanto 50 euro. Mentre da 0 a 40.000 euro avrò uno scalare, anzi da 15 a 40, avrò uno scalare da 175 a 40. Quindi insomma tutto questo comunque è noto, basta aprire qualsiasi, come dire, qualsiasi sito internet, qualsiasi Però programma detto che in faccio televisione vedere. rimane più impresso. Sì, detto così chiaramente poi c'è bisogno di un minimo di interpretazione, no? Quindi dicevo, figli a carico, e a chi spetta? Spetta al genitore, oppure ai nonni se i genitori non ci sono, purché i figli siano conviventi naturalmente. E fra l'altro c'è una curiosità che può essere richiesto anche dal figlio maggiorenne. E questo creerà, ma qui, questa qua è un po'... Ecco, questa cosa qui mi era sfuggita. Cioè sì, mi viene, sorrido perché penso magari a situazioni di conflitto domestico, no? Per cui il ragazzino che devono essere indipendente, no? E dice no, la domanda me la faccio da solo. Attenzione, questo è previsto, complimento della maggiore età, il ragazzino quindi può a farlo. 18 anni... Attenzione che dai 18 ai 21 si abbassa come dire, l'ammontare dell'assegno, che parte da un massimo da 85 e viene a calare. Quindi insomma non è che facciano un gran... Però, quindi il maggiorenne può chiederselo per 3 anni per se stesso, direttamente. Diversamente l'assegno viene attribuito per legge, di base, al 50% fra i due genitori, salvo diverso accordo oppure salvo affido esclusivo. Ecco, comunque questo importo è per ogni figlio. Sì, esattamente. Poi ci sono delle maggiorazioni per il figlio oltre al secondo, c'è un'importante norma perequativa che praticamente vale per 3 anni, per cui è concessa una misura maggiorativa che è compensativa fra la differenza di quello che veniva praticamente percepito a titolo di detrazione fiscale e di assegno e l'importo della... Capisco che è un pochino complicato. Cioè in poche parole c'è il rischio che in qualche situazione reddituale di un certo tipo l'ammontare dell'assegno che viene assegnato con la nuova norma sia inferiore al totale dei benefici sommando l'assegno e la detrazione fiscale che la famiglia che aveva un certo tipo di reddito beneficiava l'anno precedente. Per questo si può chiedere con un limite di ISEE fino a 25.000 euro, per quello l'ISEE purtroppo è opportuno, bisogna averlo l'ISEE. Ecco. Le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro e che l'anno scorso percepivano l'assegno avranno diritto ad una maggiorazione per 3 anni. A partire da quest'anno. Attenzione che il beneficio parte dal 1° marzo, la domanda si fa all'INPS, si può già inserire la domanda, lo si può fare autonomamente con SPID e utilizzando il format messo a disposizione dall'INPS. L'INPS ha per decreto 60 giorni di tempo per liquidare. Cosa importante è che se io presento la domanda con ISEE entro il 30 giugno, avrò comunque diritto agli arretrati maturati dal 1° marzo. Se la presento dopo il 30, partirà, il beneficio mi sarà accordato quella volta. Rispetto all'ISEE c'è un'importantissima novità, scusate se mi dilungo un po'. Isabella, ma va benissimo perché è una spiegazione... Se vi rubo troppo tempo, c'è un'importante novità, nel senso che... Possiamo riprendere magari il discorso fra un attimo, perché dobbiamo farci una piccola pausa per la pubblicità. Ti ringrazio. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Vi ricordo che se volete potete mettervi in contatto con noi chiamando lo 0432 573517 oppure inviare SMS al 351 5705 687. Bene Flavia, parliamo di riforma fiscale e di quanto inciderà questa riforma anche sulle pensioni.
Sì, allora dobbiamo un momento ripartire dalla perequazione. Sapete che col decreto del 17 novembre è stata stabilita la perequazione all'1,7. Bisogna ricordare che prima del 2021 la perequazione sulle pensioni era bloccata, è stata reinserita di nuovo nel 2021, ma siccome l'inflazione era pari a zero non c'è stato nessun aumento, diciamo, o se non dello 0, qualche lira, che ti ricordi che dicevamo giusto un caffè. Sì. Diciamo che dal 2022 è ripartita ed è stata calcolata all'1,7%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sulle pensioni ci sarà un aumento, tra l'altro non per tutte dell'1,7 perché per le pensioni che superano certi limiti, cioè maggiori di 15.000, è un po' più bassa, però diciamo ci sarà la perequazione. Cosa vuol dire la perequazione? Che le pensioni in automatico, automaticamente vengono adeguate a quello che è il costo della vita. È vero che purtroppo, dobbiamo dirlo, c'è stato un aumento del greggio, no, del petrolio, sì, che ha praticamente fatto schizzare tutte le materie prime ad aumenti, mamma mia, sui prezzi, e questo ha una ricaduta tremenda, diciamo, sulle bollette, sì, soprattutto di gas e di energia elettrica. Infatti è allo studio adesso del governo un decreto che sembra abbiano rimandato al dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, perché adesso sono presi da questo, ma stanno discutendo appunto su dei provvedimenti, si parla addirittura di 6 miliardi, 6-7 miliardi, per venire incontro appunto al caro bollette e anche di dare la possibilità di rateizzare le bollette anche in 10 rate, soprattutto per le persone che si trovano in condizioni disagiate. Flavia, toglimi una curiosità, quindi già le bollette del gas adesso arrivano con, ecco, che anche se sono riferite a novembre, a dicembre, allora, già sì, hanno dei rincari. Sono cominciati gli aumenti, perché i primi aumenti sono cominciati con le tariffe di novembre-dicembre, e adesso sono schizzati a livelli addirittura anche del 40%, si parlano, soprattutto anche per le aziende, è una situazione, infatti, è aumentato persino il prezzo del pane, quindi diciamo questa perequazione dell'1,7 non è certamente sufficiente, perché sono aumentati anche i prodotti. Lo ha rilevato più di qualche telespettatore che ha telefonato. Esatto, no? Sentiamo chi c'è in linea adesso, Flavia, per non far aspettare al telefono. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, sono Pierina, volevo fare una domanda. Prego, se signora. uno l'ISEE l'anno scorso ce l'aveva di 80.000 euro, no? Deve rifare l'ISEE quest'anno, che non serve a niente? Assolutamente sì. Ecco. Deve rifarlo? Signora, assolutamente sì, perché l'ISEE vale fino al 31 dicembre, signora. Quello dell'anno scorso è scaduto il 31 dicembre, deve farlo quest'anno. Ma siccome non darà benefici per l'assegno unico? Le darà benefici, se supera i 40.000 lei avrà diritto comunque, con un figlio minore a carico, avrà diritto a 40 euro. Ah, ho capito. Rimane lì, 40 euro da 40.000 in su. Va bene, ti ringrazio. Grazie a lei per aver chiamato. Grazie signora Pierina, grazie. Ecco, ritorniamo. Flavia, ecco. Scusami, ti ho interrotta, però sai, quando io vedo che ci sono telefonate, do la priorità. Dicevo, e oltre alla perequazione, tra l'altro va detto che l'INPS ha applicato una perequazione dell'1,6 perché non era ancora uscito il decreto, per cui adesso con marzo praticamente andrà a conquagliare quello 0,1%. Per quanto riguarda invece la riforma dell'IRPEF, diciamo che anche questa spero che venga applicata sul cedolino della pensione di marzo. E diciamo che praticamente c'è stata la riduzione delle aliquote, quindi è sparita l'aliquota del 41%, e c'è stata la modifica delle altre aliquote. Voglio dire, è rimasta l'aliquota al 23 fino a 15.000 euro, da 15.000 a 28.000 euro era 27 ed è diventata 25, e quindi praticamente c'è un miglioramento, un beneficio del 2%. Poi superiore ai 28.000 e fino a 50.000 praticamente era fino a 55.000, adesso l'hanno portata fino a 50, era del 38 e l'hanno portata a 35, e questo vuol dire che c'è un altro 3%, no? Certo. Ecco. Poi diciamo per i redditi più bassi il beneficio sta nella no tax area. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino a 8.500 euro non si paga alcuna tassa.
prima praticamente era 8.000 euro, adesso l'hanno portato a 8.500, quindi ci sono quei 500, diciamo. È vero che l'aliquota è rimasta sempre del 23, ma comunque c'è un beneficio anche per le pensioni più basse. È vero che la riforma non è che ci ha soddisfatti come sindacati al 100%, perché deve essere comunque rivista, soprattutto per regolare, diciamo, i prelievi fiscali, specialmente sulle pensioni più basse, perché praticamente diciamo che i maggiori benefici sono nella fascia superiore ai 15.000, nella fascia dei 15.000 ai 28.000 e anche oltre. Poi invece per quanto riguarda diciamo le aliquote più alte, prima c'era un'aliquota del 38 fino a 55.000, poi si andava col 41% fino a 75.000 e dopo il 75.000 era applicata al 43%, adesso dopo il 50 viene applicata l'aliquota del 43%, e questo a dire che c'è stata una redistribuzione fra le pensioni più alte e quelle più basse, perché giustamente qualcuno se vogliamo andare all'equità fiscale, qualcuno deve pagare di più, quelli che sono i più abbienti, e qualcuno a beneficio di quelli che hanno le pensioni più basse. Questo è fondamentale, no? Ecco, diciamo che i benefici dovrebbero arrivare col cedolino di marzo, quindi nel cedolino di marzo si dovrebbe trovare anche gli arretrati di gennaio e febbraio. Ecco. Per quanto riguarda le detrazioni, un'osservazione, ma volevo farti una domanda a tal proposito. Però prima sentiamo chi c'è in linea. Buon pomeriggio, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Buon pomeriggio, buonasera, come volete dire? Senta, io ogni anno faccio l'ISEE, no? E ogni 2 mesi mi danno la carta per fare la spesa. La danno anche quest'anno? Ma forse sta parlando, allora, quel beneficio lì, tutti quei benefici lì continuano ad essere erogati come prima. La danno, ma sicuro, in poche speraule, spar furlan, che stevi tranquillo che lavoranti mo. Si non capisce. Grazie. Bello, esplicito Fabrizio. Grazie, buonasera. Prego, Maddie. Grazie a lei per aver chiamato, ecco, quindi abbiamo rassicurato il telespettatore. Abbiamo ancora una telefonata in linea, vedevo qui delle segnalazioni. Pronto, buonasera, con chi parliamo? No, caduta la linea. Allora, ritorniamo alla riforma appunto fiscale, proprio per quanto riguarda le pensioni, perché si dovrebbero vedere degli aumenti, però pare, almeno così andando a curiosare proprio prima di scendere in trasmissione, sono andata a vedere che c'è la possibilità che ci siano delle trattenute un pochino più pesantine adesso, no? Per gennaio e febbraio, e dopo arriverà l'aumentino. Ecco, spiegami un attimo, perché quello che avevo capito io tra le righe era questo. Praticamente la diminuzione dell'IRPEF, l'aumento delle detrazioni porterà ad un aumento della pensione netta, ovviamente. Potrebbero esserci maggiori trattenuti perché c'è l'IRPEF regionale e comunale. Che sono ripartite, che sono applicate, saranno applicate fino a novembre. Ecco, quindi magari rispetto a dicembre o a gennaio magari si troveranno diranno ma come doveva esserci l'aumento e l'aumento è stato annullato appunto, da queste avevo letto bene io che ci sarà. Però questo è successo a gennaio e febbraio. A marzo, torno a dire, dovrebbero esserci gli arretrati delle nuove detrazioni e il conguaglio IRPEF, quindi la situazione dovrebbe essere comunque positiva, la situazione. Ecco, comunque non aspettatevi adesso a gennaio, febbraio gli aumenti tanto io credo che l'adeguamento sarà a marzo. Credo che l'adeguamento sarà a marzo. Ecco, io ritornerei appunto a Fabrizio, anche se nel frattempo qui stanno arrivando messaggi. Vediamo. Allora, ho iniziato a lavorare nell'82, quindi il prossimo anno faccio 41 anni di contributi. Visto che in azienda il lavoro è quello che è, domando se il prossimo anno io fossi disoccupato, avrei diritto ad andare in pensione essendo lavoratore precoce? Grazie mille. Ha cominciato a lavorare nell'82
e il prossimo anno fa 41 Sì. anni, ha 41 anni di contributi. Sì. Ma se l'azienda, perché lui dice, ma in azienda... Lui chiede se gli può essere applicato il beneficio per i precucci. Cosa vuol dire? Bisogna avere avuto almeno un anno di contributi versati prima del 96 e poi ricadere in una casistica che adesso francamente a memoria non so, ma comunque secondo me ci sono buone possibilità. E per tutte queste cose io consiglio vivamente, perché nella vita contributiva e lavorativa e anche familiare e anche per quanto riguarda la situazione reddituale di ciascuno di noi, ci sono moltissime variabili che sono, come dire, una interconnessa all'altra, che poi vanno a far sì che uno possa decidere quale sia il percorso migliore per la pensione, che è una cosa che sappiamo tutti è importante, no? Quello che ci dà da vivere da qua all'aldilà, che speriamo sia lontanissimo. Per questo io dico, servitevi, fruite dei nostri servizi che sono il patronato relativamente agli aspetti pensionistici, i patronati che sono presenti non solo a Udine, ma per esempio cioè a Codroipo, a Cividale, a Tricesimo, a San Giorgio Latisana, a Palmanova, li trovate sull'elenco telefonico in un secondo, oppure venite ai nostri punti di ascolto, siamo felici di parlare con voi, di farci conoscere e vi aiutiamo a prendere appuntamento dal punto di vista informatico. Siamo attrezzatissimi, potrei perdere serate a parlarvi di come ci muoviamo e come cerchiamo di essere prossimi a voi, perché di voi abbiamo bisogno, fra l'altro, non solo perché vi vogliamo aiutare, ma abbiamo bisogno perché tutta questa organizzazione per stare in piedi ha bisogno del vostro sostegno, per piccolo che è. Bene. Sì, poi va aggiunto che naturalmente se ha già 41 anni il signore no, con un anno e 10 mesi può andare in pensione tranquillo, no? Tranquillamente. Tra l'altro col sistema probabilmente se ha fatto 18 anni di versamenti prima dell'82 sicuramente va via col sistema retributivo, che è sicuramente più vantaggioso rispetto al sistema misto. Cioè se ha fatto no? 18 anni prima del se 95. ha fatto 18 anni va via col misto, ma è sempre buono rispetto al contributivo. Perché lui ha cominciato nell'82, esatto. Quindi nel 95 ha fatto 13 anni praticamente. Sì, non aveva, ma il sistema quindi misto... non può aver maturato 18 anni di contributi, no? Allora, sono la signora Paola, ho compiuto 67 anni a novembre, sono titolare di pensione di reversibilità. Ho inoltrato domanda di pensione di vecchiaia avendo versato 15 anni di contributi prima del 1992. Quando e di quanto sarà l'importo della pensione? Lei ha la pensione di reversibilità. E quindi adesso aspetta quella di vecchiaia. Sì, allora lì per sapere l'importo, quanto, bisogna naturalmente, come ha detto Fabrizio, venire in uno dei nostri patronati o se no prendere appuntamento, che noi abbiamo l'esperta di pensioni, la nostra Liliana, che saluto, approfitto, ciao Liliana, ecco, che riceve presso la nostra sede di Udine e vedere chiaramente con la situazione in mano per poter vedere, perché è difficile adesso qui quantificare un importo. Per quanto riguarda la reversibilità, probabilmente lei avrà una pensione di reversibilità, non so, del marito che corrisponde al 60% della pensione che prendeva, diciamo, il defunto, ma perché poi bisogna vedere, d'accordo che con 15 anni avrà una pensione bassa, sociale, che quindi non avrà neanche decurtazioni, perché sappiamo bene che poi sulla pensione di reversibilità, se uno percepisce un'altra pensione, naturalmente più alta è la pensione, più viene decurtata la pensione di reversibilità. In questo caso io penso che non ci siano decurtazioni. Piccola pausa, rimanete con noi. Buonasera, sono Daniela, vi chiedo informazioni riguardo all'APE sociale. Sono disoccupata dal 2016 per dimissione volontaria, ho 64 anni e 31 anni di contributi. Ci sono possibilità per me? Ho già contattato il mio CAF, dicono che ancora non c'è niente di sicuro. Grazie. Chi risponde? Risponde lui? Temo che ci sia un problema, signora. Comunque allora lei è andata a un patronato, perché il CAF si occupa di aspetti fiscali e non sicuramente di aspetti previdenziali e pensionistici.
a meno che con buona volontà non abbiano cercato di dirle quello che sapevano. Il problema è che lei si è dimessa volontariamente e almeno da quello che so, purtroppo, l'APE social non si applica per dimissioni volontarie, ci vuole un provvedimento di disoccupazione prima, cioè, oppure essere invalidi al 74%, oppure essere caregiver, cioè assistere da almeno 6 mesi un congiunto stretto che ha in condizioni di disabilità grave, eccetera, eccetera. Le dimissioni volontarie, per quanto ne so io, ma siccome io, come dire, non ho la scienza infusa, la invito comunque a fare un'ulteriore verifica. In ogni caso, lei chiami 0432, si segni questo numero, 0432 24 6491 e chiede di parlare con la nostra specialista in materia. Il martedì la trova e vedrà che in qualche modo cercheremo di rassicurarla. Bene, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, con Mirella. Buonasera. Io volevo sapere una cosa, a me mi stanno diminuendo la pensione, cioè me l'hanno diminuita a novembre, nella 13ª, a gennaio, e ho chiesto di avere i cedolini già a dicembre e non me li mandano mai. Come posso sapere il perché o cosa? Me la tirano via. Allora, bisogna assolutamente guardare il cedolino. Non me lo mandano? Non lo mandano perché adesso per scaricare il cedolino bisogna entrare con lo SPID tramite internet, diciamo, bisogna entrare nell'INPS e con il suo SPID. Non ce l'ho. Perché io non so usare niente. Ecco, allora la carta dei servizi ce l'ha, la carta regionale dei servizi? La tessera diciamo sanitaria, sì. Ecco. Allora praticamente bisogna che sia abilitata, quindi dovrebbe andare presso un distretto, presso sanitario, dove praticamente le consegneranno dei PIN e poi bisogna vedere anche noi come pensionati le possiamo dare una mano, perché bisogna farlo con un lettore particolare e inserendo la sua tessera naturalmente in sua presenza e con delega scritta da parte sua, perché sono dati sensibili. Praticamente possiamo darle una mano a scaricare il cedolino, perché purtroppo, oppure se lei ha qualcuno che la può aiutare, perché purtroppo l'INPS non manda più i cedolini. Sì, ho chiesto al mio sindacato, lì dove faccio la denuncia dei redditi, e mi hanno risposto che loro non possono più entrare. Sì, perché sono dati sensibili, quindi praticamente lo deve fare, dovrebbe farlo lei o chi per lei, però torno a dire, bisogna che abbia almeno la tessera, la carta dei servizi abilitata. Perché in altri termini, e poi è difficile adesso spiegarle il perché ci sono stati questi aumenti, perché ovviamente bisogna vederlo col cedolino in mano. E quindi le conviene andare in uno sportello dell'FNP a questo punto, sì, no? Se però viene da voi dovrebbe almeno prima di tutto vedere di abilitare la carta dei servizi. Ho capito. Va bene. Grazie. Allora, grazie per aver chiamato. E qui c'è un inciso del telespettatore che ci aveva inviato prima il messaggio. Scusate, ho iniziato nel 1982, avevo 14 anni, il prossimo anno ne faccio 55. E si riferisce al lavoratore che scrive: prossimo anno faccio 41 anni contributi, visto che in azienda il lavoro è quello che è, domando se il prossimo anno io fossi disoccupato avrei diritto ad andare in pensione essendo lavoratore precoce. Ecco, che aveva scritto prima, sì. No? E poi adesso ha aggiunto: scusate, ho iniziato nell'82 e avevo 14 anni, il prossimo anno ne compio 55. Quindi non cambia nulla rispetto 82, a quello che... Quanti anni sono? Allora, riguardo alla possibilità di avere accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, lei ha gli anni di contributi prima del 96, quindi a posto. Se mi dice di avere 41 anni è a posto anche con quel requisito. Qual è l'altro problema?
che l'opportunità, mi perdoni se leggo perché è un elenco di opportunità, se lei ricade in una di queste sì, diversamente forse abbiamo qualche fastidio. Cioè, quali sono le categorie? Disoccupati, gli invalidi oltre il 74%, i caregiver, anche qua di nuovo, e gli addetti ai lavori faticosi che sono indicati dalla legge, che francamente io l'elenco adesso a memoria non lo conosco. Anche qua un saltino al patronato, no? Anche per avere la certificazione, per avere una certezza della propria situazione contributiva, sempre al patronato. Si chiama EcoCert il procedimento, quindi si ha in mano una certificazione complessiva e si ha anche sicuramente un consiglio appropriato rispetto a questo tipo di problemi. In linea di massima mi pare di sì. Faccio un ragionamentino, ma comunque vada un salto a vedere. Ecco, come si fa a prendere un appuntamento a Udine se non rispondono mai al telefono? Devo parlare per la mia pensione, signora Serenella. Ecco, anche questo è il problema. Abbiamo detto prima che adesso il personale... No, in questi giorni? Sì, allora, il patronato è un po' difficile perché chiaramente gli appuntamenti li prendono gli operatori sociali anche per il patronato, però può venire presso la nostra sede e prendere appuntamento appunto con la signora Liliana della Rovere che è la nostra esperta riguardo alle pensioni, che come diceva prima Fabrizio si trova nei nostri uffici ogni martedì e lì basta chiamare la sede dell'FNP e prendere appuntamento eventualmente. Certo. Se dovesse passare la riforma pensionistica a 62 anni si può uscire con contratto d'espansione a 57 d'età e 36 di contributi, e con questa chiudiamo con i messaggi e con le telefonate perché siamo in chiusura di trasmissione. Diciamo che questo è oggetto dei tavoli di discussione sulla riforma delle pensioni che si stanno svolgendo in questi giorni. È evidente che per noi sindacati, le nostre proposte riguardano la libertà di poter scegliere quando andare in pensione e le proposte sono, una volta avendo 41 anni di servizio e 62 anni di età, ci dovrebbero essere svariate possibilità, ci dovrebbe essere una flessibilità e un'opportunità di scelta di come andare in pensione. Poi ci sono anche tanti altri problemi sul tavolo in discussione che riguardano soprattutto tutti i periodi di disoccupazione, tutti i lavori, i periodi di formazione, tutte le persone che hanno dovuto rimanere a casa, e qui soprattutto le donne, per assistere familiari malati, e ci sono tante proposte. Comunque per ora è chiaro, diciamo, si parte dalla proposta dei 62 anni e i 41 anni. Poi chiaramente adesso vedremo, perché se ne discute in questi giorni. Siamo giunti al termine, mi dispiace perché ci sono ancora dei messaggi, magari vi sintonizzate la prossima settimana, mercoledì alle 18:15, e quindi daremo risposta anche ai messaggi che sono arrivati adesso, perché dobbiamo chiudere, devo dare spazio al telegiornale. Ringrazio Flavia Blasic e Fabrizio Bernardis, entrambi componenti della segreteria dell'FNP CISL dell'Udinese e della Bassa Friulana. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.